Questa mareggiata, francamente, io in 50 anni di attività balneare, io non mi ricordo una mareggiata di un'intensità così forte sia come mare che come vento. E questa mareggiata in effetti ha lasciato purtroppo il segno, perché sappiamo tutti i danni ingenti che ha fatto specialmente nel ponente del Golfo, ma anche qua a Levante ha fatto danni notevoli a diversi stabilimenti balneari. Quali sono state le realtà più colpite? Ma io so che ci sono stati alcuni stabilimenti balneari come i Bagni Riviera, come i Bagni Aldebaran, Bagni Ninni, Bagni Serenella. Chi più chi meno siamo stati colpiti tutti, chi ha avuto danni più lievi, chi ha avuto danni più pesanti. Adesso occorre ripartire, per farlo però c'è una burocrazia da affrontare, i tempi sembrano dilatati ma in realtà non è così. Allora, certo, adesso bisogna ripartire, bisogna rimettere a posto le strutture e qua purtroppo verranno fuori i problemi sia di finanziamento per i colleghi che hanno necessità di fare grossi investimenti. Purtroppo poi abbiamo una burocrazia che è pesantissima, che è negativa nei nostri confronti. Purtroppo abbiamo specialmente sulla Vagna una brutta situazione con l'amministrazione comunale attuale, perché siamo tutti sotto mira per le nostre opere e io voglio sperare che in questo momento, verificati i danni che ci sono stati, si voglia aiutare gli operatori, perché sennò sarebbe veramente molto grave questo atteggiamento. E poi più in prospettiva c'è sempre la Bolkestein, la direttiva che a 2 anni dalla scadenza mette a rischio comunque futuri investimenti. Sì, certamente, anche su questo fronte noi siamo sempre sospesi su un limbo. Speriamo che finalmente si riesca a uscire da questo incubo che è diventato un incubo dentro l'incubo del mare, del tempo, della burocrazia, della direttiva europea. Francamente questo mestiere sta diventando veramente pesante.